Signori amici di Arizona TV, eccoci qua, un'altra serata, un incontro al vertice, Carioca contro Fossaltese. Campo I giocatori in perfette stanno. condizioni. Sì, si vede anche del verde. Dal verde. Formazione. Temperatura ideale. Ecco qua i giocatori salutano. Allora, Carioca, Chiarandini, Tommaso, Alessio, Umberto, Costantini, Enrico, Cozzutti, Gabrieli, Dose, Alex, Duri, Michelangelo, Genova, Fabio, Maddalena, Lorenzo, Mauro, Alberto, Monico, Francesco, Pedrazzoli, Alessandro, Reynold John, un irlandese, comprato svincolato Saranovic, Asmir e Vicario David. Allena il signor Casuccia Alberto. Fossaltese: Luisò, Cracco, Rossi, Cecco, Nonis, Zanon, Botos, Pina, Battel, De Zotti, Battel. Tra quei due Battel c'è uno che è A e uno è B. Quindi siamo pronti, serata bella, campo. L'arbitro non ci hanno detto chi è. È quello con la maglia gialla, forse. Dov'è? No, azzurra. Sì. Ci siamo? No. Arbitro, partiti. I Carioca impostano. Fossaltese imposta, corre dei sigillanti. Incredibilmente il pallone oggi rimbalza in maniera oggi siamo e il campo è perfetto questa sera. Diciamo morbido al punto giusto. Se ci fossero delle buche laterali sarebbe un campo da biliardo e peccato non è arrivato. Bellissimo sto prima cross. Azione pericolosa. Quindi la Fossaltese dimostra tutta la sua pericolosità. Mette in mostra subito le sue capacità balistiche. E qua adesso sarà da preparare lo schema. Sì, tra il primo e il secondo tempo vedremo dei ragguagli visivi. Sì, degli schemi usati dalla squadra. Cioè, prenderlo di testa ci vuole coraggio comunque. Ma tanto. Ha un suono sinistro quel pallone ogni volta che impatta. Per un Pieron più che un po'. I Carioca partono sulla fascia, ma c'è un rallenta di un tempo il gioco. Rifiatano a centrocampo. Praticamente tu ci vedi già un gol, ma vuoi dare già un verdetto? Il pronostico questa volta sarà un 1-1. 1-1? Dai primi secondi. Non dà mai vinto a nessuno, perché? Sono politicamente corretto. Non c'è una volta che si sbilanci. Non c'è una volta che ti sbilanci. Lungolinea, attenzione al 10 in vola verso calcio d'angolo. Non è riuscito a aprire sulla sinistra. Un grandissimo recupero del difensore, comunque gli ha recuperato molto bene. No? Gli ha chiuso da notare però che in area non c'era nessuno. Attenzione. Sì, bisogna essere corretti, in area non c'era nessuno. Lo rivedremo alla VAR. Comunque era calcio d'angolo. Quindi un altro momento topico della partita. Quando la palla spiove verso l'area. Gol quando fischia l'arbitro. No, rigore quando fischia l'arbitro. Ma è uguale, basta che fischia. Occhio. Chiama lo schema. Uno schema 4, che vede 4, un'apertura raggera adesso. Guarda come si chiama raggera. Però lo prende, lo rimette dentro, niente paura, spazza. Non vedo la Fossaltese ben disposta in attacco. No, lascia molto aggressivi. Dei buchi clamorosi. Invece li vedo molto aggressivi. No, occasionissima da gol. E non è riuscito a chiudere. Ha tenuto il piedino leggermente aperto. Il
pallone. Però questa è un'occasione clamorosissima. Clamorosissima. Però hai visto il guardalinee che dei Imparziale, Carioca imparziale. con imparzialità, somma imparzialità, ha alzato la bandierina su un pallone che forse non è neanche uscito. Bellissima, Sforbiciata che Il pinna quello lì. No, è la pinna. la pinna. Un attimo di silenzio. Senti? Si stanno concentrando? Sì, stanno... Il portiere sta pensando a chi passarla. Stanno riordinando le idee, Sta? se ce le hanno. Perché non vedo molta organizzazione di gioco. Cioè, il Pina, secondo me, è già più basso di 20 cm dopo 3 colpi di testa. Porta il 10, velocissimo. Ribaltamento di fronte. Ecco, rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Fossa Altese. Sì. Questo è un netto calcio di rigore. Sul netto, nettissimo. Nettissimo. Proprio L'ho falciato in area. Quasi due. due Anzi, calci di se lo rigore. sbaglia può ripeterlo perché valeva doppio. Ma non era 3 corner un calcio di rigore? No. Ma il rigorista del Fossalta è la pinna. Pinna, abbiamo visto che con la testa ci sa fare, vediamo se ci sa fare anche col piede. Fuori. Palo clamoroso. No. Forza, rincorsa, tutto è pronto. L'arbitro blocca, momento è topico, prende la rincorsa e segna! Appena del palo. La Fossa Altese la sblocca, rigore battuto in maniera magistrale. Rischiato moltissimo A filo palo, ma il portiere si era gettato verso il lato corretto, ma la potenza e la precisione del tiro non ha permesso nessun intervento. In questo caso si dice che l'aveva intuito. L'aveva intuito. E la Fossa Altese va in mette la vantaggio. freccia e sorpassa i Carioca. I Carioca friulani di conclamata origine brasiliana, e si vede nei passaggi. Secondo te si vede un'attinenza col mondo carioca? No, So, il gioco non è proprio spumeggiante come i Cariochi. Però il rinvio non proprio ortodosso, ma ancora. Rischia il rigore, Ha preso la palla. Questa. La palla a sinistra. La sua palla ha preso. E uno si è fatto male. Ma insomma, poco più del minuto. Ha segnato, possiamo tornare indietro con la telecamera? Fai un montaggio. Monta. Sarà dopo tavolino messo. Quindi abbiamo un calcio d'angolo, Detto corner. detto corner, che ha una certa pericolosità. C'è molta densità in area, soprattutto Adesso guarda lo schema, tutti concentrati, poi appena parte quello che calcia si smistano, ognuno prende la sua posizione. si aprono una raggiera, guarda, occhio, guarda, stanno E qualcuno potrebbe anche guarda, saltare. raggiera, Vediamo se uno, saltano. guarda, uno di qua, uno di là, Saltato? Niente? corner Calcio di d'angolo nuovo. dall'altra parte. no, Sì, inversione. no, secondo me È un calcio d'angolo, ti dico. Fidati. sul serio, Ma sì, sei stato così, Madonna, sono un professionista del settore io. sei un professionista veramente, non avrei mai pensato che tu, Volevo dirtelo. guarda il calcio d'angolo, sei veramente scarso come la morte lì. Perché la morte è scarsa. Cioè, Ma guarda in qua la morte è scarsa. Oh, cocca! Ha allargato le gambe, Dio. ma metti se la toccava, Ma no, sì, se la toccava perdeva, ma forse anche questo è un calcio d'angolo, secondo me è un calcio d'angolo questo. Andrea, è un calcio d'angolo questo. Dipende Ma hai visto benissimo, dipende sì. dai punti di vista. Sì, è calcio d'angolo, ma veramente.
Gol, le gol, due! ragazzi. E fa il gran 2! Mamma Qua mia. demerito del portiere. Occhio. E siamo a 2! Quindi già 1-1. Allora, dopo 10 minuti di partita, Cavolo, mi ha chiesto un pronostico dopo 30 secondi. 1-1 È chiaro il che pronostico. pressato dalla richiesta ho dovuto dare un giudizio senza aver ponderato la Vuoi cambiarlo? squadra. No, tengo la 3 e tengo. Allora, già il risultato. Poi il calcio d'angolo, sicuro, sì. Capisco niente. Questo è il nostro amico del ginocchio. L'ha mangiato. No, questo è? Dillo. No, questo è laterale. Questo, sei sicuro? No, è laterale. È la prospettiva che mi imbroglia. Il 50% di possibilità di sbagliare. Grande. Alpina come la mette? No, calcio, Apertura. direi No, calcio spettacolo troppo. questa sera, dal fatto del Fossalta. Calcio spettacolo. Sì. Il Pina, secondo me, è da metterlo nei... Abbiamo un premio strepitoso stasera, il premio Arizona Trivù, ragazzi. Trivù. Cosa abbiamo? Abbiamo un polenta, taragna e 3 salsicce. Non una, 3 salsicce. Vedi, L'ha toccato con la mano. c'è incitamento da parte del capitano. È incinta il capitano? Sta incitando i propri Pensavo fosse compagni. incinta il capitano. Potrebbe essere. Hai visto? Sì, 99, 97, 95, perché le precedenti 80 maglie le hanno perse. Allora No, perché sono tutti numeri a potenza. grande! Fuori gioco. Fuori gioco. Ai. Gioco? Ma il VAR? Ma il millimetrico, era millimetrico. Secondo me era solo la pancia sua fuori gioco, il resto era in gioco. La prospettiva non ci dà una buona visuale per giudicare i fuorigioco. Io direi che prospettiva, esperienza, sapienza. Ci sono diverse cose che non giocano a nostro favore. Pluriennale esperienza nel settore, direi. Nel settore. Diciamo, Tra calcio balilla e subbuteo. 8 rimbalzi, ma il Attenzione, Carioca prova attenzione. e guadagna una bella rimessa in attacco. Si sono distratti un attimo. Speriamo solo che Se si non ricordano non si le adagi origini su Carioca questo dei Carioca, risultato corposo, ma cioè, non è colpa mia. Se poi ho dovuto hai problemi con le tue bestie di casa. ho dovuto abbandonare il divano. Cioè, il Che non divano è cosa da poco. non ti- Attenzione che questo è un calcio d'angolo pericolosissimo. L'esterno Ha della dato porta l'impressione del dava gol. l'impressione, Del come gol. tu avresti potuto dire gol, ha segnato. La curva nord si è alzata in piedi di scatto. Tutte in piedi ad applaudire. Il portiere è immacolato. Sì. È la prima palla che prende in mano. Che bel rinvio, Gran stop, Questo è bello. gran stop. Anche buono, era buona l'idea, Sì, era sì. buonissima. Sì, comunque il difensore è entrato, era posizionato benissimo. Una squadra cresciuta rispetto agli altri incontri. Controllo. Comunque è un campo che drena questo, nonostante la pioggia pensavo di trovare una palude. Perché l'effetto della sabbia della partita giocata ancora col Col Bibbione. Bibbione, è vero, c'è ancora un fondo di limo di sabbia. Qua non si La sa. definizione carioca la darei al Fossalta questa sera, non loro.
Attenzione, Macina. attenzione, attenzione, bella, grande difesa. Calcio d'angolo. C'era una trattenuta al limite comunque sul giocatore. Non sottolineo. Sì, ma non c'è più, c'è veramente, Non c'è più ritegno su non c'è più niente. ritegno, cercano tutti di uccellare l'arbitro. Calcio d'angolo. E parte il 10, vediamo Che è se... chiaramente solo. Non è solo, è solissima. Però a questo punto rimette dentro. Vantaggio. L'arbitro è rimasto in spogliatoio. Sì, l'arbitro sta È arbitrando un po' tollerante. in maniera maschia. È un arbitro tollerante. Bellissima azione del 9. Vedi lo spirito carioca? Autogol? No, autogol, un gran bel gol. Accorciano le distanze. Accorcia il carioca, La accorcia. partita doveva essere chiusa subito. È stata una bella azione insistita, bravi, complimenti ai carioca. Questa è stata un'azione un po' brasiliana. Un po' brasiliana, qua è venuto fuori lo spirito della squadra, c'è poco da fare. Calcio d'angolo? Yes. Come li vedi? Guarda, guarda lo Occhio al schermo, 10, occhio, occhio al 10, occhio al 10, occhio. occhio al 10. Occhio al 10, ma è più centrale. Gliela porta via dalla testa. Gliela portata via. Fallo laterale. Concitazione in area. Calcio d'angolo. La Fossaltese esercita una Pressa pressione. molto la Fossaltese, sì, deve chiudere la partita, Se no, se no potrebbero pareggiare. addirittura, secondo te se loro segnano un altro gol pareggiano? Devono chiudere, se no Se no, potrebbero pareggiare. potrebbero. I compagni non seguono il Scalzo. gioco. Attenzione! Attenzione! Questo Espulso. si è fatto male questo. Rosso. Rosso. Che fallaccio ragazzi. Abbiamo, Ma è pericoloso. abbiamo assistito. No, Se è stata un'azione pericolosa, può farsi male. Vediamo se tenta. Il Pina fa una parata fantastica. Cioè, quando un giocatore. Cioè, secondo me il Pina a questo punto. Cioè, Assolutamente l'uomo ha ragione. no, apertura bella, perfetto, perfetto. Non c'è nessuno. Come sempre. Bello, bello, una bella azione. Purtroppo non aveva scelta, doveva tirare, cioè non c'era nessuno in area. Gran volo fuori. Meno male che non c'erano dei, meno male che non c'erano dei ruderi. Sulla tana delle talpe, Dio che era sparita, inghiottita nel monticello erboso. Della talpa. Su, troppo lunga. No, guarda che bravo, aveva capito che riusciva a prenderlo però. No. Per un pelo però aveva una sua insidiosità sto tiro. Che ore sono? 9:25. Secondo me siamo prossimi. 5 minuti dovrebbe finire. Del campo non hai detto niente oggi. No, ho detto che il campo paradossalmente con tutta questa pioggia sta tenendo molto bene. Orco cane! Scivolato. Accidenti. Un momento di brivido
sulla schiena. Questo è calcio spettacolo, ragazzi. A chi? Ah, peccato. Finisce il primo tempo. E comunque io sono convinto che quei palloni lì sono fatti di cemento. Nel momento la lavagna tattica. Lavagna La tattica. Perfetta. Perfetto. Allora, qua è 4-4-2, no? Intanto togli un giocatore. Adesso, esattamente, il problema è che I dadi chi ce li ha? questo qua lo tiriamo via e il numero 4, Pina, è andato in porta. Porta, bene. Quindi c'è stato uno scompenso a centrocampo, no? Cardiaco, sì. Esatto, quindi secondo me adesso loro devono giocare stretti a centrocampo, larghi un po' sulle fasce e questi giocatori a creare, perché poi In modo che il 7, che è sempre pronto, Il 7 può è sempre andare pronto? direttamente in porta. perfetto, facciamo anche la freccia, d'accordo? Esatto. Io direi che questo è lo schema, Però quindi se il 7 è lì, il 6 deve stare sempre dietro il 7, no? sì, Eh, quindi e dopo il 5, secondo me, il 5 deve stare sempre dietro il 6, perché così spinge il 6 che porta la palla al 7 che lancia la palla verso la porta. sì, ma allora io dico, non è meglio che a questo punto il 9 lo mettiamo qua? E sì, è giusto, perché se il 10 sta qua, il 9 deve stare qua. Sì, perfetto, e l'11 a questo punto potrebbe stare qua. No, l'11 lo metterei centrocampo, centro qua. Centro lì, quindi quando passa il 7 deve schivare, gli fa una Esattamente. sponda E praticamente. a sorpresa, Allora cambiamo colore. ecco, a sorpresa il 2 che viene sempre lasciato solo, potrebbe dribblare e andare direttamente in porta. Questo sì. No, secondo me è uno schema, cioè per esempio se ci fosse dei problemi di risultato, il 4 potrebbe partire e andando un po', A far compagnia all'altro portiere, giustamente. capito? Dopo loro scambiano due parole. sì, io farei così, insomma, cioè, d'altra parte. Questo è un gran bel schema. Allora, non so se nel secondo tempo possiamo sperare Che rientri, che rientri l'espulso. l'espulso, magari Potrebbe essere. non riesco più a prendere. È talmente espulso che non può neanche rientrare. È talmente espulso che non può neanche rientrare. Però se non rientra mettiamo anche i giocatori avversari che stanno giocando con questo schema molto Chiusi in area. difensivo. È uno schema un po' particolare praticamente, capito? Quindi bisognerebbe cercare di chiamare in fuori questi giocatori, cioè farli uscire, hai capito? Prima che cominci a piovere. Sì, perché secondo me anche il 3 può interessare. Sì, ma Adesso non vorrei dirti, ma per esempio io proporrei che in caso di calcio d'angolo sì, il allora, 4, calcio d'angolo, il 4 che non ha niente da fare da solo lì, potrebbe dare manforte all'attacco. sì, perché Però tanto dopo c'è il deve 3. anche rientrare perché fa da portiere e deve star qua. Giusto? Giusto? Giusto. Secondo me è tutto molto chiaro, vero? Facciamo partire il secondo tempo. Idee molto chiare. Grazie, lavagna tattica. Grazie. Spettacolo. Microfono. Grazie. Tè caldo, Tè tè caldo, tè Sì, caldo. prima comincia a piovere. Tè caldo. Abbiamo fatto uno scherzetto al guardialine, gli abbiamo portato via la bandierina e gli abbiamo lasciato. Vediamo la reazione. Vediamo la reazione. Vediamo cosa Si succede. è fermato. Sta arrivando. Noi non siamo mai stati qua, vero? Sta facendo l'indiano un po', vedi? Si è acceso anche una Sì. sigaretta, giusto per... Sì. Non è ancora convinto. Niente. Cioè, ha avuto tutto l'intervallo per farsi una sigaretta, adesso deve fumare. Le squadre si stanno scaldando. Le squadre stanno scaldando. Comincia. Lo vedo perplesso. Lo vedo perplesso. Tirate fuori la mia bandierina. Tirate fuori la mia bandierina.
Però guarda, ti avevo lasciato una roba gialla. Secondo la me, sventola. secondo me si è accorto. Si è accorto che gli abbiamo rubato la bandierina. Piano piano, poi sentiamo ridere. Siamo fregati. Era troppo ghiotta l'occasione comunque. Te la lancio? Vai, lancia, lancia. Arma incustodita. Arma incustodita. Che pubblico burlone. Però potevi sventolare la giacca a vento. Questo pubblico burlone. Parte il secondo tempo. C'è stato un leggero intervento da dietro. Un tackle. Tommaso, Sì, ma, bravo Tommaso. se devi togliere tutte queste esclamazioni penso che farai 10 minuti di partita. Gol, ha segnato sulla porta laterale. Hai visto che setta che ha preso? Mamma che sette. Paratona del Pina con sicurezza. Se l'è allungata. Carioca, numero Carioca. Funambolo. Numero Funambolo, Carioca. Numero Carioca. Attenzione, una punizione da buona posizione. Vedi che fa sempre cioè, vedi con le mani cosa fa? Gli fa il cuoricino, gli dice. Ha chiamato schema cuore. Schema cuore ha chiamato. Hai visto? Guarda. È un segnale, Poi dice prego, è un segnale prego, in codice. prego, vedi con la mano, fa prego, prego, Un segnale in codice. segnale in codice, amatevi. Tiro diretta sul 7. Il Pino lascia andare, sguscia la palla, ma c'è calcio Un calcio d'angolo. d'angolo. C'è stata una deviazione anomala di un giocatore della Fossa, il Tese. Vediamo se loro fanno. Loro invece si schierano già a raggiera, non fanno la tattica tutti insieme, poi Più dividiamoci. che raggiera, che è un termine ciclistico, direi a ventaglio. A ventaglio, che è un termine invece folcloristico. Folcloristico. Sei Bravo. polemico, Vedo che sei. Sei totalmente polemico. Che rumore sinistro. Molto sinistro, direi. Rasentava il destro. Mamma mia, oh. Che scontro di tibie. In verità non si vede questa Non si differenza. nota, Non si nota, no? questo vuol dire che c'è una preparazione tattica sotto Sì, molto sì, importante. si vede che ci hanno ascoltato, ma la lavagna chiaramente quando noi lo facciamo è direttamente proiettata negli spogliatori. Esattamente. E Mister Grillo può attingere a tutte queste Ai informazioni. nostri consigli, che sono sempre molto ponderati Sì, 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 e tecnici. sì, molto tecnici. Sì, poi possiamo anche dirlo, dopo tutte queste telecronache, cioè ormai conosciamo magari i nomi no. Ma la pluriennale nomi, esperienza i nomi, in questo settore ci Però porta a essere. le caratteristiche tecniche dei giocatori ormai noi Le conosciamo a a memoria. memoria, sappiamo ormai un po' tutto. Pregi e difetti di ognuno. Esatto. E c'è stato un leggero fallo, però vedo che è un po' a chiamata, lo chiamano e fischia. C'è un sistema? E si fa aiutare l'arbitro. Si fa aiutare Sì, sì. dalla. Può E essere? collabora con i giocatori. Loro chiamano e lui fischia. Sì. Prova a chiamarlo. Arbitro! Arbitro! Si chiama fallo a chiamata. Ah, fallo a chiamalo. Chiamalo! No. Chiama l'arbitro. Dai, vediamo se fischia. Adesso proviamo a vedere se lo chiamiamo e fischia. Dai. Vai. Se tu vedi un momento che deve fischiare. Perché non l'hai chiamato? Ha fischiato lo stesso. Fallo arbitro, fischia. Secondo me i Carioca ci credono comunque. E ci credono sì.
ha senso mettere una barriera con un'area, perché si trovano, se no... Sono già in pochi. Mamma mia, è passata tutto lo specchio della porta, brivido felino. L'aveva battezzata fuori secondo te? Il portiere era già... Credeteci, credeteci. Diciamo veramente un'azione, Un leone in area. diciamo veramente, come si potrebbe dire, cazzuto. Sì, da duro proprio. Oh, il cartellino! Senza paura il Pina, Veramente. Leggermente alta sopra la traversa. Grandissimo, un tiro. Nell'altra porta segnato, ma doveva segnare nella porta di là, ragazzi. Si è confuso con le porte. Pericolosa, bravissimo. Bravo Pina, miracoloso Pina. E secondo me la polenta Ravagna si avvicina al Pina. Bravissimo. Bravo Zanna! Grandissimo intervento dalla difesa, ho visto un'azione pericolosa che si sviluppava. Sì. No, sfumata, mamma mia. un'ottima opportunità. Certi controlli non sono proprio calcolati, Pina, una saracinesca al Pina. Però c'è qualcosa. Vai Pina! Bellissima. Bellissima! Grande Pina! Opla la la. La palla l'ha toccata all'uomo Arizona. L'uomo Arizona ha toccato l'ultima palla. L'uomo Arizona TV è il Pina, il grandissimo Pina oggi. No, oggi è andata bene ragazzi, oggi è andata bene. Oggi cosa ti manca da fare? Oggi cosa ti No, mancava? per dire la verità, siccome compio gli anni solamente 46 giovedì, volevo fare un regalo alla squadra e mi è andata bene, mi è riuscita ragazzi. Ma noi, visto che, ma a parte, non per il compleanno faremo altro, però insomma il premio Arizona TV, Grazie, insomma. grazie mille, Cioè, grazie Arizona, grazie ragazzi. Grandissimo. È stata una bella partita comunque Bella secondo partita, me, combattuta, portiere, sì, rigorista, vai. cioè, Però nel complesso la nostra squadra si è data veramente da fare per non far gol, perché io alla fine, a parte la parata subito lì all'inizio, sono stati stato bravi, abbastanza sì, tranquillo e hanno difeso molto bene. Sia Ma c'era il re centrocampo dei che... Sigillanti che è stato in ballottaggio con te, sai? Ok. Perché ha tenuto la difesa proprio. Sì, è stato veramente Zanon, forte. Stefano, Sì. sono d'accordissimo. Bene. E anche Nonis Giampaolo, per Sì, dire la Nonis, verità. Nonis, Sì, Nonis sì. era- Ma entrambi tutti e due. secondo me, Sì, perché bravi. non davano centimetri agli avversari e per noi è stato fondamentale secondo me. Comunque li avete sorpassati in classifica? Sì, adesso iniziamo, non dico a essere più tranquilli, ma iniziamo a essere dalla parte sinistra della classifica. basta, che è già una bella cosa, no? Sì, dobbiamo rimanere là nella parte sinistra E della quante partite vi classifica. mancano? Ne mancano 8, non pochissime. Non pochissime, No, no. non pochissime, però quindi abbiamo- soprattutto in casa dobbiamo far sì che ci sia un sigillo no. nei risultati almeno positivi, insomma, perché anche fermare l'avversario lì col tenerlo stesso lì. punto te lo tieni alla stessa distanza, perfetto. che è fondamentale nel nostro campionato. Comunque è perché grandissimo. ha la classifica corta e hanno 2 punti a vittoria, quindi, Sì, quindi si fa è fatica a cortissima, scappare sì, sì. e quindi è meglio tenere tutti là bloccati.
Grazie Ehi, ancora, grazie a grandissimo. voi e alla Vai. prossima. Ciao ragazzi. Ciao bello.